abbiamo avuto, all'inizio abbiamo avuto il nostro Picchio Manzone, che purtroppo non è più con noi, che invece era uno che faceva veramente la ricerca sul campo, e insieme a Puccio sono andati di sera per sera a pigliare fritto insieme a Nanarelli, hanno registrato con il registratore a cassette tutti questi canti che loro facevano. E poi l'abbiamo persa la cassetta, infatti noi ora andiamo a memoria, un po' a memoria. Praticamente questi Nanarelli erano questi vecchietti maionese che si chiamavano Nanarelli non perché fossero particolarmente bassi, ma perché è una degenerazione, diciamo, della parola Nonarelli, cioè coloro che raccontano la novena di Natale. E raccontavano la novena di Natale facendo i canti della novena in un latino sempre leggermente maccheronico. Si dice maccheronico o maccheronico? Vabbè, insomma, a 100 anni di questa cosa, arrivando qua mi blocco sempre, però è un latino fatto un po' così. Io mi sposto per la scusate. Guardi, l'avete visto, si mettevano anche guanti, però qua siamo al chiuso, quindi faccio guanti senza dita. Ah, mi sono scordato di dire una cosa importantissima. Insieme a uno dei musicisti di questi Nanarelli era un violinista cieco. Ora noi il violinista non ce l'avevamo, però abbiamo un clarinettista che è molto miope. E quindi il violinista cieco mettilo qua. No, capito. Perché Luca che c'è leggero, parliamo leggero. Fuga non so lei. Aspetta, ci do lontano. Santa Nicolini
stata pigliato un braccio all'un bambino e dentro l'uomo fuori allontanati e stanno messo tutti in cammino. Vuol dire che l'altro Dio fu battezzato secondo l'uso della religione che con insenza che provava Maria venendo circonciso all'Unisia. Poi dall'Egitto, dalla terra fria, in tutta l'intera Asia minore, sentendo che veniva l'Unisia, il popolo correva a gran furore. Uomini, donne e qualunque sia, senza difficoltà, senza timori, ognuno si metteva in un viaggio in cerca dell'alto Dio, un pellegrinaggio. Ma a San Giuseppe ci arrivava un messaggio di risinni fuori alla campia e sinni ero fuori alla città, stanchi, afflitti, mesti e sconfortati. Abitanti succati e improvvisati, io sempre all'uomo la mia poesia e ve lo giuro parola da noi che ora parlo, visto suonatori. Quando somati abili dolori circa due donne non potia sgravare, chiamando di santi e di dottori e sant'annunzia più particolari. Come si rese grazie allo Signore, verso le faccio prima dagli giornali, nasce un chiccio che era una bellezza e che un nico in candozzo di sasizza. I vicini dicendo che bellezza cosa passava, cosa metteva in braccia, la madre disse la stato stare perché ha fatto frisco e si strapazza. Perciò la vita in visto tutti pari andando a casa successe in Banaviglia, ma tuo padre poi la cosa accomodare, io mi sono visto un bagno in una bottiglia. Ancora non mi sento un distruttiglio e sempre a lungo la mia poesia e se mi aiutano io sono fatturi, ora mi parlo per tutti i suonatori. Questi quattro suonatori che sono esatti, bisogna che vanno a voci forti che sbarattano 106 piatti di faviani e di patate cotte. Non si abbatti, mangiano di mattina, giorno e notte e perché in crisi di sovretta ci fosse il ragno sano di sardegna. Ste facce di sola che per mangiare quando sono profondi, era da circa un coppo di pistola quando davanti per lo passa a turno. Ma ora non mi sento lo confondo e quasi che la venga a terminare, perciò signori miei, ne arriveremo, ne sanno che ci gamba, ne verremo.